D'Agro analizza la questione del tribunale e avverte di non farlo diventare un totem. Bassano candidata a capitale italiana della cultura 2029, l'intero territorio si mette all'opera. Gli alpini delle sezioni di Bassano, Marostica e Asiago, reduci da Genova, applaudono all'accoglienza. In centinaia i funerali dell'alpino Giuseppe Zanoni, il volontario morto mentre aiutava la parrocchia. Tecnica all'avanguardia nel trapianto della cornea al San Bassiano, successo per i primi interventi. Oltre 2000 persone corrono per la ricerca scientifica al Parco 800, una gara di solidarietà. A Thiene i carabinieri scoprono un vero kit di documenti sanitari falsi, denunciato un 33enne. Campo San Piero esce di strada infilzando l'auto nel guardrail, miracolata la conducente. Centro per l'impiego, inaugurata la nuova sede ristrutturata e riqualificata a Palazzo Nodari. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG Bassano Politica. In apertura il bassanese prof. Luigi D'Agro, sostenitore della giunta Finco, interviene sulla questione tribunale della Pedemontana e solleva una serie di perplessità. Vediamo. Ma la questione del Tribunale di Bassano impatta con la questione più grande della regolamentazione della giustizia. Abbiamo visto che cosa è andato e come è andato il referendum e quindi credo che indipendentemente dall'iter legislativo della riproposizione del Tribunale di Bassano, anche se questa dovesse avere esito positivo, la possibilità di vederlo alla luce ha lasso di tempo molto lungo, quindi non facciamole un totem. Il bassanese professor Luigi D'Agro, già parlamentare, vice segretario nazionale della Democrazia Cristiana e sostenitore della giunta guidata dal leghista Nicola Finco, ha le idee chiare sul Tribunale della Pedemontana. Fra poco siamo già in estate, il Parlamento chiude, poi c'è la legge di bilancio e successivamente le elezioni, quindi l'iter è un po' a rischio. Fissarsi sul Tribunale di Bassano dopo le molte delusioni dal 2012 ad oggi è una situazione di ambiguità per la politica. Non si può pensare di realizzare il primato di Bassano attraverso uno strumento, o meglio un obiettivo di questo genere. Il sindaco continua a ripetere: marcheremo stretta la politica sulla questione del Tribunale. Marcare stretta la politica vuol dire marcare stretto il partito prima di tutto che gli appartiene, la regione che è governata dalla Lega e poi la coalizione a livello di governo. Tutto ciò è positivo, nel senso che alla fine il meccanismo decisionale passa attraverso questi centri di governo, però il problema di fondo è come, con che cosa e con quali obiettivi marcare, perché se è episodico o comunque stantio in ragione di quello che in qualche modo è la narrazione della vicenda quotidiana che la notizia porta, è sbagliato. Bassano candidata a capitale italiana della cultura 2029 e il territorio si mette all'opera. Entra nel vivo insomma questa corsa alla capitale italiana della cultura 2029. Inizieranno tutta una serie di tavoli tematici, il primo ovviamente con il comitato promotore che ha l'appoggio di tutto il territorio, enti, istituzioni e associazioni. Il 23 maggio faremo il primo laboratorio intersettoriale dove abbiamo coinvolto più di 220 realtà sia culturali, istituzionali, sportive, di formazione e scolastiche, proprio perché si possano tra di loro incontrare, dibattere sui temi, grandi temi che riguardano la città e disegnare la città del futuro, non solamente da un punto di vista culturale, ma a 360 gradi. Prosegue il percorso di Bassano del Grappa verso la nomina a capitale italiana della cultura 2029, un progetto che ora coinvolge attivamente tutto il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Abbiamo creato il TAG, che è il tavolo Agenda Giovani, quindi sarà un tavolo permanente dove noi andremo a individuare dei ragazzi tra i 18 e i 27 anni che diventeranno, diciamo, un tavolo parallelo all'amministrazione. I giovani avranno un ruolo molto importante, uno dei punti di forza della nostra candidatura. Mai altre candidature hanno avuto un'attenzione così specifica che si concretizzerà nella realizzazione di un vero e proprio board, ovvero un gruppo di giovani
alpini che verranno selezionati attraverso bando, i migliori che ci possano essere e che possano contribuire fattivamente proprio alla redazione del dossier. Un elemento in più che prende forma accanto al laboratorio di coprogettazione. Palazzo Bonaguro sarà uno degli spazi prioritari di accoglienza, sperimentazione e sviluppo delle proposte del TAG. A fine settembre sarà presentato il dossier al Ministero della Cultura, che dovrebbe selezionare le 10 città finaliste entro la fine dell'anno. Il verdetto finale è atteso per marzo 2027. La Dunata di Genova è finita, il bilancio degli alpini delle sezioni bassanesi è molto positivo. Ogni adunata nazionale degli alpini fa storia a sé. Ogni volta è un'emozione nuova e diversa. Ma quando passano le sezioni bassanesi il cuore si riempie d'orgoglio. Per Asiago, con la sua memoria dell'Ortigara, della Colonna Mozza, del Calvario, degli Alpini. Per la Montegrappa, che porta in dote il Ponte Vecchio, il Monte Sacro alla Patria, la città considerata la capitale mondiale delle penne nere. E poi Marostica, con il suo carico di storia, dal tenente Cecchin in avanti fino alle montagne dell'Altopiano. 1200 solo gli alpini della sezione bassanese, più tutti gli altri, per un abbraccio collettivo con la città della Lanterna. A Genova è andata benissimo, è stata una domata molto bella, accolti in modo straordinario dai genovesi. Del resto non avevamo alcun problema, perché sapevamo il carattere dei genovesi qual è, ma soprattutto la vicinanza agli alpini. Accolti benissimo, adunata bellissima. C'è chi diceva che gli alpini avrebbero disertato Genova, che annunciava azioni clamorose. In realtà gli alpini hanno dimostrato ancora una volta di che pasta sono fatti. Gli alpini ancora una volta hanno dimostrato di essere coesi, magari brontoloni, il giusto, quando è doveroso, però tutti hanno sfilato davanti al labbro nazionale, rendendo onore alla storia dell'Associazione Nazionale Alpini, ma soprattutto divertendosi anche con la gente, con la popolazione, unendo quei due aspetti particolari della Dunata, che è il sacro al profano. Il passaggio della Stecca chiude la Dunata, ora è il momento di Brescia, poi chissà se toccherà di nuovo al Veneto. Ma archiviata Genova è già tempo di pensare alla Triveneta di Gemona, in programma dal 19 al 21 di giugno. Gli alpini della Montegrappa si sono già portati avanti con una serata dedicata proprio al terremoto del Friuli. Noi come sezione Montegrappa abbiamo già fatto anche dedicato una serata particolare proprio su quei giorni del terremoto, che ha visto poi concorrere alla popolazione, per soccorrere la popolazione, contemporaneamente sia alpini in armi che erano ospitati lì nelle zone del terremoto, poi qualcuno alla Goi Pantanali purtroppo ci ha rimesso anche la vita, e soprattutto quelli in congedo che sono partiti in modo spontaneo per portare aiuto alla popolazione. E mi piace ricordare che da quella esperienza, sia pur così spontanea, è nato poi quell'idea di protezione civile. 1.330.000 telespettatori davanti alla TV per la diretta della Dunata degli Alpini sulle emittenti Media Nord-Est. Con il sole e con la pioggia sfilano 90.000 alpini a Genova, e tra Veneto e Friuli Venezia Giulia oltre 1.300.000 telespettatori si godono lo spettacolo. Per l'esattezza 1.330.000 hanno assistito da casa alla cronaca della mattinata e dello sfilamento delle penne nere nel capoluogo ligure, grazie alle emittenti del gruppo Media Nord-Est. Numeri straordinari, addirittura in crescita rispetto alla Dunata di Biella, che già aveva portato davanti alla TV più di 1 milione di telespettatori un anno fa. Dall'arrivo delle prime penne nere nell'area dell'ammassamento fino al clou, con il passaggio delle sezioni venete rappresentate a Genova da migliaia di alpini che hanno attraversato il nord Italia pur di essere presenti all'evento più importante, per poter onorare il labbro nazionale e portare orgogliosamente sulle strade della città della Lanterna i loro vessilli, i gagliardetti, la loro storia gloriosa dall'alba di una domenica storica fino al tramonto segnato dal passaggio della Stecca. Questo spettacolo ha portato in media nel corso della giornata 37.000 utenti al minuto sintonizzati sui canali del gruppo Media Nord-Est, con un grafico dei dati d'ascolto certificati Auditel che mostra la differenza rispetto ad altre emittenti impegnate nel racconto della giornata finale della Dunata di Genova.
Ancora una volta, quindi, il gruppo Media Nord-Est rinsalda il patto di fiducia con voi telespettatori e quello di amicizia con le penne nere, in un lungo racconto fatto di musica, volti, voci, edizioni straordinarie, tantissime emozioni. Gremita la chiesa di Villa d'Asolo per l'addio a Giuseppe Zanon, l'alpino morto mentre faceva volontariato. In tantissimi hanno voluto dare l'ultimo saluto a Giuseppe Zanoni, il volontario, l'alpino, l'amico, il tuttofare, l'uomo dal grande cuore scomparso lunedì scorso in un terribile incidente mentre stava riparando il tetto della bocciofila parrocchiale a Villa d'Asolo. Le penne nere schierate per rendergli omaggio e poi un paese intero che si è stretto attorno alla famiglia. Sulla bara bianca un tricolore di fiori e l'immancabile cappello alpino. E poi le magliette della sagra paesana di cui era l'anima. Toccanti le parole di Don Roberto Maccatrozzo nel ricordare quanto Giuseppe sia stato per la comunità intera. Aveva il gusto della vita, che condivideva con tutti il senso di stare insieme, di vivere la gioia, la festa. È il gratuito che appartiene anche a Dio. Il locale Gruppo Alpini e il gruppo spontaneo della Sagra hanno voluto donare 2 piante perché resti vivo e continui a fiorire tutto il bene fatto dall'amico Giuseppe Zanon. Grazie per questo bel gesto che fate e grazie a Giuseppe per tutto quello che è stato, per le persone che ha aiutato, ma anche per la comunità. Tecnica all'avanguardia al San Bassiano per il trapianto della cornea. Un infinitesimo dal potenziale assoluto. Può essere riassunta così la tecnica di ultimissima generazione per il trapianto dell'endotelio della cornea con tecnica ultra mini invasiva, attuato al San Bassiano dal dottor Pietro Viola, direttore dell'oculistica, tra i massimi esperti in materia a livello nazionale. L'endotelio corneale serve a mantenere la trasparenza della cornea, rimuovendo i fluidi in eccesso, impedendo alla cornea stessa di gonfiarsi e garantendo una visione chiara. La malattia colpisce entrambi gli occhi e, se non curata, porta alla cecità. È proprio il dottor Viola che ci spiega tutti i vantaggi di questo intervento all'avanguardia. Si prende un piccolissimo strato, 15 micron, che vuol dire millesimi di millimetro. Quello strato lì chiaramente è invisibile o quasi al nostro sistema immunitario. Significa che è molto difficile fare rigetto, per esempio. Rispetto al trapianto tradizionale ha anche i vantaggi che qualitativamente la vista del paziente è, diciamo, maggiore e la velocità di recupero solitamente anche questa è maggiore. Ci permette anche, proprio perché è poco il pezzo trapiantato, di interrompere la terapia di gocce prima rispetto al trapianto tradizionale, proprio perché, ripeto, è estremamente infinitesimale, se vogliamo. Quello che è curioso è proprio il come riusciate a lavorare con un frammento microscopico di materia, di cellule. Lei ha detto fuori dal microfono che non viene neanche toccato questo frammento. Gli strumenti che usiamo non sono solamente i ferri chirurgici, ma spesso ci troviamo a usare getti di acqua, bolle di aria, colori, diciamo liquidi colorati, proprio perché a noi stessi al microscopio risulta invisibile, quindi c'è anche una parte, diciamo, un po' più difficile da gestire, proprio perché non lo puoi toccare, è invisibile, è estremamente sottile. È vero che è difficile, diciamo, a diffondere la tecnica, ma adesso ormai siamo arrivati ad un buon punto. Ieri al Parco 800 di Verona più di 2000 persone hanno corso per la ricerca. Grandissima iniziativa, Wings for Life World Run, la seconda edizione dove partecipa il team The Spar. Quest'anno siamo più di 2000 e messi insieme abbiamo donato più di 50.000 euro per la ricerca contro le lesioni al midollo spinale. Un grandissimo risultato, una grandissima soddisfazione. Anche se il tempo non ci aiuta, ma non c'è problema, lo spirito di squadra è fondamentale. Li abbiamo riuniti tutti qui a Verona e insieme faremo la corsa, la camminata, quello che riusciremo a fare e poi una grandissima festa.
Tra le sedi italiane scelte per la 13ª edizione della Wings for Life World Run, il più grande evento benefico di corsa al mondo, c'è anche il Parco 800 di Verona. Centinaia di migliaia di persone in contemporanea globale alle 13 si sono messe in movimento con un unico obiettivo, la ricerca scientifica per trovare una cura alle lesioni del midollo spinale. La corsa Wings for Life World Run è proprio il mezzo che ci fornisce risorse finanziarie, più di 60 milioni di euro in 14 anni, per sostenere progetti di ricerca e avvicinarci a questo scopo. Grazie a Verona che ha risposto in modo così grande a questa iniziativa, anche grazie ad ESPAR. Siamo veramente tanti e è commovente vedere quante persone correranno e cammineranno e ci permetteranno di avvicinarci a trovare questa cura. Il maltempo non ha fermato nessuno. Runner, camminatori e anche partecipanti in sedia a rotelle hanno preso parte all'evento nonostante la pioggia. Verona è orgogliosa e riconoscente di poter ospitare questa iniziativa così importante, che non è un semplice evento sportivo come ce n'è spesso, ma è un enorme evento di solidarietà, una comunità che non lascia indietro nessuno e che mette le persone, soprattutto quelle più fragili, al centro, e questo è qualcosa in cui Verona crede veramente. Si presenta in farmacia con una prescrizione apparentemente perfetta, ma qualcosa insospettisce i farmacisti. A Thiene i carabinieri scoprono un vero kit di documenti sanitari falsi, denunciato un 33enne di Asiago. Voleva ottenere farmaci antidolorifici utilizzando ricette mediche false. Per questo un cittadino nigeriano di 33 anni, residente ad Asiago, è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Thiene con l'accusa di falsità materiale commessa da privato. Tutto è partito nel pomeriggio del 5 maggio in una farmacia del centro di Thiene. L'uomo si era presentato al banco esibendo una ricetta bianca apparentemente regolare, con tanto di firma e timbro di un medico in servizio all'ospedale di Sant'Orso. Ma i dubbi dei farmacisti hanno fatto scattare l'intervento dei militari del nucleo radiomobile. I controlli incrociati hanno permesso di accertare che il documento era in realtà falso. A quel punto i carabinieri hanno approfondito la situazione con una perquisizione personale dell'uomo e del veicolo utilizzato dal 33enne. Ed è lì che è emersa una situazione particolare, un vero e proprio kit documentale illecito, altre ricette mediche analoghe e 2 referti medici falsi, tutti intestati in modo fittizio all'ospedale di Sant'Orso. L'intero materiale è stato sequestrato e messo a disposizione della magistratura di Vicenza. Ruba 7 bottiglie di superalcolici, denunciato un 22enne. La spesa gratis è un reato. I carabinieri della stazione di Romano Dezzelino hanno denunciato a piede libero un 22enne rumeno, già noto alle forze dell'ordine, accusato di tentato furto aggravato. L'episodio è avvenuto in un supermercato di Rossano Veneto. Il direttore e l'addetto alla sicurezza avevano notato il giovane aggirarsi con fare sospetto, soprattutto nel reparto cantina. Dopo aver oltrepassato le casse senza acquisti, il ragazzo è stato fermato e sono stati chiamati i militari. Dalla giacca sono saltate fuori 7 bottiglie di superalcolici tra gin, rum e vodka per un valore di quasi 300 euro. E adesso invece alcune notizie dal territorio. Aperte dal comune di Bassano le selezioni per svolgere un anno di pratica forense presso il servizio di avvocatura interno. Domande da inoltrare entro il 10 giugno. A Sarcedo un 33enne ha perso il controllo della moto urtando contro il cordolo della rotatoria di via Granezze. Il Centauro è in gravi condizioni all'ospedale. In occasione dei 20 anni di sacerdozio di Don Federico, a Romano Dezzelino si raccolgono ricordi e aneddoti sui preti della parrocchia da portare all'incontro del 18 maggio. Il comune di Cassola fa sapere che è possibile calcolare in autonomia l'IMU attraverso lo sportello al contribuente, entrato a pieno regime. Festa degli ultra 75 anni a San Giorgio in Bosco domenica 17 maggio, organizzata da Comune e Proloco. Alle 11:30 sarà celebrata la Santa Messa e a seguire pranzo comunitario nella tensostruttura di Piazza Manzoni. Esce di strada infilzandosi nel guardrail, miracolata la conducente.
Non sono ancora chiare le ragioni per cui l'auto di una 61enne di Trebaseleghe sia uscita di strada. Quello che è certo è che la donna si è miracolosamente salvata. Incidente alle prime ore della domenica a Rustega di Campo San Piero, dove una vettura è rimasta letteralmente trafitta dal guardrail lungo la strada. Un incidente che non ha avuto, fortunatamente, esiti drammatici. La donna alla guida, infatti, estratta dal mezzo dai vigili del fuoco volontari del distaccamento di Borgorico, non è rimasta ferita e non ha riportato traumi. Soccorsa dal SUEM 118, è stata trasportata in ospedale, da cui è stata dimessa poche ore dopo. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione, che hanno effettuato i rilievi e gli accertamenti del caso. Inaugurata a Campo San Piero la nuova sede del Centro per l'Impiego. 2 piani a totale disposizione di Veneto Lavoro, il piano terra con una sala pubblica da 80 posti che attraverso il comune sarà a servizio di tutta la cittadinanza. Taglio del nastro a Campo San Piero per la nuova sede del Centro per l'Impiego ospitato a Palazzo Nodari nel centro della città. L'edificio di proprietà comunale è stato riqualificato e ristrutturato con un investimento complessivo di 2,5 milioni di euro, 1,8 milioni messo a disposizione da Veneto Lavoro con risorse PNRR, 700.000 euro cofinanziati dal Comune. Il Centro per l'Impiego ha competenza sui territori di Borgoricco, Campodarsego, Campo San Piero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villa del Conte e Villanova di Campo San Piero. Sono oltre 70.000 i cittadini in età lavorativa negli 11 comuni di competenza. Al Centro per l'Impiego sono iscritti oltre 5.000 utenti, 550 le persone con disabilità e 1.400 aziende. Nel 2025 più di 3.000 persone sono state avviate a un percorso di politica attiva del lavoro. Gli studenti di Piombino Dese scoprono che nel bel mezzo del paese passa il 12° meridiano e il sindaco decide di premiarli. C'è il meridiano di Greenwich e c'è il meridiano di Piombino Dese. Il 12° per la cronaca. Non ci credete? Chiedete conferma al sindaco. La classe prima delle scuole medie del capoluogo, dove mi annunciavano che avevano scoperto durante gli studi di geografia che il 12° meridiano passa per il centro di Piombino Dese. Ovviamente il sistema di misura VGS 84. Dalla scoperta alla realizzazione di un piccolo segnale per tutti i cittadini, il passo è molto breve. Assieme abbiamo pensato sul cosa fare per lasciarlo come memoria e anche per un po' di conoscenza per i piombinesi, per i nostri cittadini. Assieme abbiamo progettato un disco in marmo con disegnata la rosa dei venti e segnato l'anno in cui i ragazzi, la classe, in cui hanno realizzato questo lavoro, e stamattina l'abbiamo posata. La scoperta e essere parte soprattutto anche del paese, creare informazione e soprattutto vedere che quando si studia qualcosa si impara e qualcosa deve rimanere. È stata una bellissima esperienza. Ora non resta che aggiornare le mappe e scrivere Piombino Dese, città del 12° meridiano. Esattamente, città Piombino Dese, città del 12° meridiano. Passiamo allo sport. Il Cittadella illude dopo il 2-0 del primo tempo, ma si fa rimontare nella ripresa da Ravenna. Il Cittadella illude e si illude. Poi il Ravenna lo riporta sul pianeta calcio della realtà dei valori tecnici. Il gol di Vita e Rabbi in chiusura della prima frazione avevano dato fiato alle speranze dei ragazzi di Manuel Iori. Ma le partite durano 90 minuti e più. E come dice Sergio Gasparin... Nella seconda frazione il Ravenna ha targato Mandorlini padre e Mandorlini figlio, Mandorlini padre in panchina e figlio in campo, trascinato da un Dapozzo, che è un ragazzo di proprietà del Venezia di 21 anni, secondo me già pronto per la categoria superiore. Hanno assediato il Cittadella, hanno meritatamente pareggiato e se Maniero al 90° non tirava fuori una parata strepitosa. I giallorossi romagnoli l'avrebbero ribaltata. Il Cittadella però deve prendere il buono e crederci. Certo, l'eventuale passaggio del turno dopo il 2-2 di ieri sera avrebbe il sapore dell'impresa, perché la situazione è molto complicata, perché il Cittadella deve vincere in Romagna contro una squadra che ha dimostrato quanto attrezzata è
e che già nella partita di Coppa Italia all'inizio del campionato regolò il Cittadella per 2-0. Questa sera alle 21:15 il consueto appuntamento con Focus. Gli ospiti sono Marco De Blasis, Barbara Denardi, Mario Fabris, Gio Formaggio, Antonino Pipitone, Michele Toaldo e Stefano Valdegamberi. Ed è tutto anche per oggi dal TG Bassano. Grazie per averci seguito e buona serata.